Viaggiava in direzione Lamon con i suoi due cani, Silvano Maccagnan, il 71enne di Fonzaso che stamattina poco prima delle 7 ha perso la vita nello scontro frontale accaduto all'interno della galleria di Pedesalto fra Fonzaso e Lamon. Uno scontro violentissimo forse per una invasione di corsia le cui cause sono al vaglio dei carabinieri di Arsier. Silvano Maccagnan era alla guida della sua Ford Focus che è andata a impattare contro la Nissan Qashqai condotta da un giovane di Sovramonte rimasto ferito fortunatamente in modo non grave trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. La chiamata al 118 ha fatto convergere in zona ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo aver estratto il 71enne dalle lamiere dell'auto, i sanitari del SUEM hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. La statale 50 del Grappa e Passorolla è stata chiusa al traffico con deviazioni sulla provinciale di Crocedaune e riaperta solo dopo le 9:30 per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge. I vigili del fuoco hanno recuperato i due cani che viaggiavano assieme alla vittima. Incolumi, gli animali sono stati trasferiti al comando di Feltre per essere restituiti ai familiari del 71enne. La notizia della morte di Silvano Maccagnan si è diffusa rapidamente a Fonzaso. L'uomo era in pensione da qualche anno dopo aver trascorso la sua vita professionale come dipendente comunale e dal municipio il sindaco Cristian Pasa ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia di Maccagnan a nome dei dipendenti e dell'intera amministrazione comunale.